io vi do un in bocca al lupo ufficiale e diamo il via alla preparazione del profiterol. È successo questo, la tara della bilancia era di 150 kg e quindi rimanevano altri 150 kg da sfruttare. La bilancia non li misura più ora, in questo momento, quindi andiamo a fare un'ulteriore verifica di quanto accaduto, semplicemente sollevando e riappoggiando il tavolo con il profiterol sopra alla bilancia. Confermiamo quanto avevamo pensato in precedenza e Gemona entra nuovamente a far parte del Guinness World Record con il profiterol più grande del mondo con 150 kg. Abbiamo triplicato l'America! Consegna ufficialmente il certificato del Guinness World Record a Mirko Ricci e all'associazione Conserva in collaborazione con Etica del Gusto, Despar, Uova Pascolo Fantoni e Encrespi. Congratulazioni, è un nuovo Guinness World Record! Applausi!